Ciao ragazzi, benvenuti a Garda, dove è tempo di raccolta della lavanda. I Beati sono forse la zona più suggestiva di Garda, perché è l'entroterra delle Acquaiete, dove l'attività agricola ha ancora una sua grande importanza. E una famiglia, i Brangian, hanno deciso di interpretare questa importanza per concretizzare un sogno, quello di produrre con le mani nella terra. E per questo loro sono ristoratori molto conosciuti in paese non solo, da alcuni anni hanno arricchito le loro attività con un'azienda agricola che riflette un sogno antico, soprattutto di Martina. E fra le altre cose, qui producono anche erbe ed essenze aromatiche, come per esempio nel caso della lavanda, da cui ricavano acqua aromatica e olio essenziale. Cioè, a me affascina molto proprio la potenza che hanno, cioè tu tocchi la lavanda e il profumo, tutto ciò che ha dentro, questa piccola pianta esile che ha un'esplosione dentro per me. Il processo di distillazione si chiama in corrente di vapore, appunto viene prodotto vapore da una caldaia che attraversando all'interno di un distillatore si arricchisce di queste molecole eteree e le trasporta con sé fino al raggiungimento del ricondensatore, dove avviene il raffreddamento, cioè il gas da vapore ritorna in soluzione liquida. Questo liquido, che non è più acqua ma bensì acqua aromatica o idrolato, sarà ricco di essenze che poi verranno separate per pesi specifici all'interno di un imbuto fiorentino. La lavanda a mio avviso va bene per tantissime cose. Io la uso sul cuscino di notte, metto qualche goccia quando ho mal di testa, sulle tempie, nei cassetti, per la biancheria che mi piace un sacco. Ha tantissime proprietà rilassanti, calmanti più che altro, e anche in cucina va usata, perché non la fanno in tanti, ma non il fiore, bensì il pezzettino di gambo viene spezzettato ed usato nei sali in cucina. L'olio essenziale di questa pianta è molto interessante da diversi punti di vista, prima di tutto perché ha un larghissimo uso dal punto di vista terapeutico. Prima di tutto ovviamente si segnalano le virtù rilassanti per il sistema nervoso centrale, coadiuvante per il sonno appunto, e poi ovviamente battericida, batteriostatiche, e di pulizia della cute, del derma, da lì il nome lavanda perché si dice la lavanda lava. Un tempo era molto utilizzata, era conosciutissima nel periodo dell'impero romano, tant'è che è grazie ai romani appunto che si hanno queste meravigliose distese di lavanda nella Provenza. I romani appunto trovandosi in quelle zone hanno trovato terreni particolarmente idonei alla coltivazione della lavanda perché ricchissimi di scalco, quindi terreni molto rocciosi che altrimenti si faceva fatica a coltivare altre tipologie di piante. Ma la lavanda ovviamente è soltanto una delle produzioni che si ottengono qui a Corte Pignoi, tutte biologiche. Spiccano gli ortaggi di tutti i tipi a seconda ovviamente della stagione, ma poi c'è l'olio che si ricava soprattutto da quella varietà autoctona del lago di Garda che si chiama Casaliva. Poi c'è il vino sempre prodotto in maniera biologica e qualche anno fa Luca ha deciso anche di piantare i grani antichi, una piccola quantità, sufficiente però per due cose, per rispolverare i valori e le proprietà benefiche di questi grani e poi per ricavare una farina speciale con cui ottiene tutt'oggi il pane che poi viene servito nei suoi ristoranti. Qua siamo a Corte Pignoi, che è un'azienda agricola biologica che abbiamo creato noi della famiglia con tanto amore, con tanta voglia. Perché? Perché? Perché abbiamo una passione per tutto ciò che è naturale, dalle erbe spontanee, alle lavande che mi piacciono tantissimo, alla verdura, alla frutta, al grano. Ci piace la produzione di cibo naturale. Ho creato questo posto, lo stiamo creando giorno dopo giorno,
arricchendo giorno dopo giorno questo posto E per quanto tempo l'hai sognato? tutta la vita, fin da quando ero piccola. Da piccolina andavo negli orti dei nonni e mi toccavo tutte le aromatiche da piccola, fin da piccola. E adesso il sogno si sta costruendo, si sta avverando e ogni giorno un piccolo passetto, ogni giorno qualcosa in più. E queste sono altre erbe coltivate qui a Corte Pignoi. Vediamo il timo, la lavanda, l'elicriso, poi ci sono il rosmarino, la salvia selvatica. Insomma, tutte erbe che una volta essiccate e triturate saranno destinate soprattutto a un uso alimentare. Ed è questo il sogno di Martina in particolar modo che si sta concretizzando. Un sogno che ha conosciuto inevitabilmente i ritardi dovuti al Covid, ma che ora sta prendendo concretamente forma e nel giro di pochi mesi sarà anche una realtà aperta all'accoglienza turistica. Una volta raccolte queste erbe abbiamo già fatto delle nostre prove di miscela e quelle lì verranno dedicate ai sali alle erbe. Quindi vengono essiccate? Sì, già essiccate, dopo verranno sbriciolate, verranno pesate, abbiamo già una miscela un po' nostra e verranno mescolate poi col sale. Anzi, saranno delle erbe al sale, perché ci saranno più erbe che sale E utilizzabili in che modo? in cucina. E infine entriamo nel bellissimo bazar della natura dove fanno bella mostra i mobili di un'antica farmacia, facendo diventare così questo luogo una sorta di mix tra erboristeria e bottega di ricordi, in cui si possono toccare con mano, rivivere la poesia dei tempi che furono e la voglia di ricordare. Insomma, un luogo dove si racconta la memoria, ma con la voglia, la capacità o il desiderio di disegnare grazie a questo un futuro migliore. A me piacerebbe diventasse un piccolo paradiso della natura, proprio che uno entra e trova l'olio biologico, trova le erbe, trova il sale alle erbe, un contatto con la natura, con la terra mi piacerebbe. C'è bisogno di tornare a questo legame? Sicuramente, sicuramente. Perché la vita per me è l'inizio, si deve tornare indietro, si deve tornare alle origini, all'origine proprio.